Vedi ragazzo, curiosità, siamo a stretti di Eraclea, il mio ex paesino. Vedi, quelle sono le specie di vongole ultra gigantesche. Non mi ricordo il nome, le trovi su Wikipedia e sembra che l'unico posto dove trovarle sia proprio il canale, questo canale di stretti di Eraclea. Che ricordati, una volta qui era tutto palude, ok? C'era l'acqua del mare. Ah, la fake limousine mi ha preso, grazie. È molto utile. Siamo VIP. Una limousine dei poveri, diciamo, come che te vuoi? Ah. Ma secondo te cosa stanno sotterrando? A volte non so perché dico di sì alle recensioni. Mi dica Parona, no, non ci entra neanche, va bene, apriamo. Dopo ti dico cos'è e ti spiego altre cose. Boh, così ci è passato. Sì, ok, lo so, c'è un frigo, ma dopo ti spiego. Il video è un altro. Allora ragazzo, ti spiego. Quando mi hanno chiesto se volevo recensire l'ennesimo frigo, che marca è questa, dopo te lo metto in descrizione, non so la marca. Ho detto ma quasi quasi di sì, perché voglio capire una cosa. Allora, abbiamo detto il frighetto portatile in un camper è una cosa assolutamente inutile, ingombrante, però nel caso in cui, e succede sempre più spesso, uno voglia allestirsi il camper o il furgone, impara dagli americani che hanno il frigo a pozzetto, non sto domandando perché, forse tiene più freddo gli alimenti, non lo so, e pertanto ho detto ok, recensiamolo, vediamo quanto consuma, ok? Facciamo finta che sia il frigo principale del camper e vediamo quanto consuma, ma prima alle ruote e questo qua allungabile, la maniglia, ma guarda che se massiccio, pesa. Beh, questo modello, come ho detto, te lo sconsiglio per l'utilizzo in auto, quindi rimaniamo su quello che ci siamo detti. Sì, sono nel mio garage, nel mio spezio di garage senza corrente, e tu ti sarei chiesto, ma sì, ma no, avevi detto, ma prima, ti dico, prima vai da una mecciata di caffè, prendo uno o due bluetti di quelli che ho là e proviamo a vedere se funziona con quelli. In scatola me lo tengo perché anche se sarà il miglior frigo del mondo, cosa me ne faccio io? Io nel mio garage, che hai visto in un video vecchio, non ho la corrente, è proprio per scelta di vita, ok? Quindi farlo andare con bluetti e pannello solare è una cosa utopica. Se vuoi un giorno te la provo, ma così per scherzare. Solar, no, che cazzo vuoi che vada? Guarda che c'è scritto solar, cosa vuoi che vada con i pannelli solari? No, ma figurati invece. Ecco, ce l'ho presa 12 volte, quello interessa a noi. Ecco, per fare una roba tipica ho preso il bluetti, proprio il bluetti originale. Originale, abbiamo visto, sono tutti uguali come batterie, qualitativamente, come funzioni, eccetera. Solo che bluetti è arrivato per primo e quindi si è fatto il nome. Sì, senza nulla togliere, è normale. Un po' come la Nutella. Ci sono cioccolate decisamente migliori della Nutella, sia come qualità che come gusto e anche come prezzo, però Nutella, se Nutella arriva per prima. Il MCP, vedremo un po' se i cavi, ma poi ora qua dentro, questa è la parte molto più fredda, tipo congelatore, e questa è enorme, vabbè, l'avevo chiesto io quello enorme. Allora, noi ora giochiamo, lo attacchiamo qua, giusto per toglierci uno sfizio, una curiosità. Dopo però il video invece è basato sul concetto quanto consuma tenerlo attaccato tutto il giorno. Quindi adesso andremo a vedere, cioè i fatti proprio. Perché ricordati sempre ragazzo, poi giustamente non tutti vedono tutti i miei video, ci mancherebbe, cioè fate anche una vita, Dio caro, ho avuto stare a vedere i video su YouTube, ma a parte quello, ricordi cosa che dovevi dire? Ah sì, abbiamo visto un vecchio video dove provavo dei pannelli che giustamente ogni volta che uno scrive, ma vale per tutti, perfino l'Apple qua scrive caratteristiche delle sue robe, fa così. Comunque se c'è scritto, non so, 200 watt di resa su una roba, se fa 100 è già anche tanto, hai capito? Quindi non andiamo neanche a leggere quanto consuma nel manualetto eccetera, ma andiamo a vedere direttamente dal mio battery monitor quanto mi ciuccia sta roba in funzione. Oddio, tramite accendi sigari non so che resa avrai, noi ovviamente lo proviamo in 220, eccolo qua. Le riprese a modo mio, bluetti è già carico, ho visto prima, quindi noi in teoria dobbiamo accendere solo questo, che è la parte inverter.
Ok, non mi sta consumando niente, forse è tipo spento. Beh, intanto credo che bisognerà chiudere qua. Cos'è sta roba? Un tailleur, che forte, un portatailleur, questo sì è utile. Questo ovviamente lo puoi chiudere. 11 gradi uno, 13 l'altro, voltaggio 4. Ok, si è sentito il compressore che è partito, è una presa USB, sta andando. Vediamo quanto consuma. Output 35 watt. C'è scritto eco, perché c'è scritto eco qua? Forse perché sta consumando poco? Ah, importante, questo prodotto deve stare fermo per almeno 6 ore prima dell'uso. Perfetto, ho appena fatto rally col pulmino. Forse hai l'attuale e il preimpostato. E non capendo vedo che sto consumando 35 watt come prima. Vabbè, col Bluetooth funziona. Quello che mi interessa è quanto dura col Bluetooth. Fermi là. L'ho acceso alle 10:35 circa e la batteria era circa al 100%, quindi segnati giù questa cosa, tienitela a mente se hai la possibilità. Nel frattempo mi sono comprato questo nuovo hub perché l'altro si era distrutto. Con Mirko abbiamo fatto la base per il Cristo, areola, e poi lo attaccherò credo con 2 viti. Cavolo, è microscopico questo! Pensavo di attaccarlo direttamente col suo trasformatore, così mi guadagno 2 prese USB a questo, ok? Ho letto sull'internet che non dovrebbero esserci perdite collegando la presa accendisigari. Io da ignorante pensavo, boh, funziona tramite il calore. L'altro da 5 porte si è colato, nelle recensioni non ero il primo, dopo 3-4 anni di onerato servizio, non è neanche più disponibile su Amazon. Vedi, ha comprato tutte queste tra virgolette cinesate perché non ghine da Sky, se no compravo da Sky. Significa per chi non ha soldi da buttare, ossia prende una roba e gli dura tutta la vita o gli dura 20-30 anni, ok? Perché il problema di queste cinesate, almeno di sti tocchetti qua e robe USB e lucette eccetera, è che se si bruciano, cazzo, metti a rischio il camper, ragazzi, cioè non ho parole. Mi si è anche bruciato il monitorino che stavo facendo la recensione, non so se è il monitorino che ha bruciato l'hub o l'hub che ha bruciato il monitorino. Fatto sta che sono senza il coso e polcarla, che era anche fighissimo. Vabbè. Ho scritto in fabbrica, non mi hanno ancora risposto, quindi non so se me ne rimanderanno un altro a recensire. No, pensavo invece di nasconderlo così e far uscire i cavi, di attaccare questo accendisigari in un posto più comodo, non lì che passano i cavi, tipo lì a testa in giù. Però ho detto, se dopo, cioè vedi, tu devi sempre pensare al futuro nella tua vita, ossia nelle cose in generale, non solo nel camper. Per coprire quel buco sarebbe perfetto mettergli, guarda, questo qui, ok, in verticale, che è perfetto, eccetera. Però se dopo un giorno metti un altro monitor di quelli lì per farti al navigatore eccetera, questo non ti copre la vista del monitor, hai capito? Quindi là non va più bene. Pertanto adesso scegliamo dove mettere questo strafante. Ok, mi devo ricredere. Il Bluetooth sta ancora andando e sta erogando 57 watt, c'è scritto, segna ancora il 100%, per carità gli scaglioni sono del 20%, quindi probabilmente dopo salta subito agli 80, e per carità sono le 10:50, è ancora presto. C'è della serie che magari ti basta un Bluetooth per far andare il frigo tutta la giornata, non lo so, lo scopriremo solo testando. Spoiler, per me è impossibile, perché comunque il Bluetooth sta usando un inverter integrato, ma è pur sempre un inverter, quindi per me assolutamente no. Vediamo quante ore tiene, però ecco, quello sia curioso. Ah, puoi comprargli anche la batteria ricaricabile. Oddio, c'è anche l'app per iPhone e Android. Può essere utile il discorso che è possibile l'inversione della porta, dell'apertura, sempre riferito, perché in fondo questo video è dedicato, lo ripeto, a chi si sta allestendo un camper, un furgone e vuole il frigo a pozzetto come gli americani. Non posso neanche mettere la musichetta tuo, fa l'americano perché è protetta dal copyright. Mi ha anche rovinato un video delle Canarie. O meglio, sono tutte protette dal copyright. Quella in particolar modo non vuole essere proprio riprodotta in generale, lasciando perdere gli introiti, eccetera. Proprio quella ed altre, ok, tipo non so, anche quelle degli AC/DC o Prince, non vogliono proprio essere riprodotte, cioè ti bloccano il video.
ok? Anche se sei demonetizzato non c'entra niente, ti bloccano il video. Va bene, mi scarico subito l'app perché sembra una figata, lo regolo dall'app. Ma mi sa che non ho fatto tanto una cazzata, beh forse la cazzata era che potevo mettergli una bottiglia d'acqua, adesso gliela metto subito, perché io l'ho fatto per scherzare, sto discorso del Bluetti, ma ti dico dopo che nessuno che non ho neanche guardato. Ah ok, è sceso, adesso è sceso all'80%, perché consuma in media 42 watt, ok? Mi sta ciucciando dall'inverter. Ricordati che è un inverter, quindi consuma di più dell'attacco diretto a 12 volte. Ricordatela sta roba. Sì, appunto, sono le 11:41. Sto facendo la mia solita deframmentazione e non riesco a togliere dei libri per me, diciamo, importantissimi. E guarda cosa è venuto fuori, leggi? L'avevo anche evidenziato. È un po' il riassunto di ciò che pensavo in questi giorni. Questo è nuovo, devo ancora leggerlo, questo devo finirlo, questo può andare fuori. Jung è sempre stato pesantino. Erasmo da Rotterdam, no, come fai a buttarlo fuori dal camper? Pensa che Elogio della follia è una sorta di raccolta di demenze mentali che, per carità, come ogni epoca che si rispetta, nascono, crescono, muoiono e vengono cambiate da altrettante follie, manie, culture, totem, ok? E questa, la cosa bella e simpatica di questo testo molto famoso di Erasmo da Rotterdam, è che venne scritto subito dopo la partenza dall'Italia. Addirittura lui iniziò cioè durante il viaggio proprio, quindi fu ispirato completamente dalla nostra terra, che è la terra degli imbecilli, appunto. Buon Battiato in un'intervista che al popolo piace essere sottomesso, per quello le religioni li calzano a pennello, lo Stato in Italia può permettersi di fare quello che vuole, c'è la mafia e via discorrendo, perché siamo ignoranti, siamo sottomessi, non abbiamo l'atteggiamento costruttivo, introspettivo, hai capito? No, noi abbiamo l'atteggiamento passivo. Cos'è l'atteggiamento passivo? L'atteggiamento passivo è che se le cose sono così, vuol dire che o devono essere così o è colpa di qualcuno e quindi è quel qualcuno che deve risolvere, non certo noi, mica l'abbiamo fatto noi. Questa situazione scomoda, hai capito dove è il giochetto? Siamo una figata, Duca. Schopenhauer, l'arte di ignorare il giudizio degli altri, ok, un libretto, simpatico ma un libretto via. I miti del nostro tempo, a questo ci tenevo. Osho, la grande sfida, se avanzo spazio, mettiamolo qui, sono libretti, cazzo, scritti corsari, accidenti, è un testo estremamente importante, questo non può assolutamente mancare. Il gioco delle opinioni è nuovo. Russell, perché non sono cristiano, questo è bellissimo, l'ho finito di recente e questo credo sia il libro più importante che ho, uno dei libri più importanti che ho. Puttanaie del lavoro, altre puttanaie del lavoro. Nella casa vecchia ho centinaia di libri e se da queste centinaia ne vengono fuori queste 2 dozzine, provo a immaginare che valore hanno per me questi libri. È un po' come dicevamo quella volta, ridendo e scherzando, dei vestiti in camper, no? Cioè che avendo meno spazio hai i vestiti selezionati, ossia quelli più belli, quelli più comodi, hai capito? Un po' anche i testi. Simposio, l'apologia di Socrate, Critone e Fedone, per carità è un libro importante, però lo lascerei a casa, nel senso che non mi sento emotivamente attratto, cioè non ci tengo particolarmente a tenermelo, della serie, se c'è un incendio cosa prendi per primo? Certo non vado a prendere per primo il buon Platone, a Rousseau, origine della disuguaglianza, ma ti metto vicino a Thoreau. No, non erano amici, non si conoscevano, però è un po' come fossero fratelli, sul vivere e sul morire. Di Krishnamurti ce ne sono molti di belli, vabbè, se ci stanno. Questo devo ancora leggere, è l'unico libro che mi mancava di Tiziano Terzani, però ne ho altri da leggere in camper, quindi ritorno a casa. Ah sì, ce n'è ancora questi, i vizi capitali, i nuovi vizi, ok, sempre di Galimberti, me lo terrei, nel senso anche che se un giorno ho voglia di rileggermi un libro, questi sono i libri che rileggerei volentieri e che consiglio a tutti, tanto so che nessuno li leggerà mai. Camminare del buon Thoreau, lo aggiungiamo ai testi di Thoreau e sempre di Thoreau le tentazioni del paradiso, anche questo è un testo che consiglio, seppur anche questo nessuno lo leggerà mai, il quale
parla delle visioni, è un po' come i giorni nostri, no? È un po' come quando ai giorni nostri si vede che possono essere prodotti motori che vanno a idrogeno, con l'olio dei semi, eccetera, eccetera, piuttosto che si dice, ma guarda, si può risolvere tanti problemi con l'energia eolica, con le pale nei fiumi, eccetera, eccetera, però queste cose non vengono messe in pratica. Ecco, questo libro risale a più di 200 anni fa, ma il succo era quello, c'era un po' queste invenzioni sull'energia rinnovabile di questo inventore che vengono descritte, cose al giorno d'oggi ovvie, che però nella pratica non sono mai state messe in pratica, cose assolutamente fattibili, semplici, però con 2 euro al litro che costa il gasolio. Era saltato fuori anche Vivere secondo natura di Thoreau, e ne ha scritti Thoreau, sembra che abbia scritto solo Walden, in realtà ha scritto vari libri, come puoi vedere. Sono preso questi 2 dalla casa vecchia perché li rileggerei volentieri. Uno è Trumpa, è un monaco tibetano, e il secondo è Russelli, l'Ozio dell'Ozio, che l'avevo già letto e presentato tanti anni fa. Ugane, quanto tempo! Allora, sono le 13:30, l'abbiamo attaccato alle 10:30, quindi 11, 12, 13, 3 ore di utilizzo. Vediamo quanto abbiamo consumato di un Bluetti. Abbiamo consumato niente, un 40% di un Bluetti. L'acqua l'ho messa prima, quindi non è ancora ghiacciato, comunque è impostato per andare a 20 gradi. Ora gli mettiamo dentro anche il termometro. Questo è una cosa bellissima, perché si collega, a parte che si collega tramite Bluetooth, aspetta faccio piano che è strap, ma ha tutto lo storico dall'app. È anche un'app veramente fatta molto molto bene, costa pochissimo, te lo consiglio. Govè, dopo se... Bon, 13:30, dopo lo leggo tramite Bluetooth, quindi non serve più aprire il portellone che va fuori il freddo. 14:03, vado a controllare. Comunque tutti e 2 i frighi, ricordo, sono a -20. I miei amici mi hanno messo un dubbio, hanno detto ma perché l'hai attaccato alla 220 del Bluetti, non al 12 volt? Non mi ricordo se il Bluetti ha l'accendisigari, andiamo a vedere. Bello fare sti giochi anche se dovrei lavorare, però vabbè, pazienza, le stravio. Per questo motivo qua mi sono portato via l'Ozio dell'Ozio di Russelli, il quale spiega questo attaccamento alla psicosi del lavoro che è sbagliato e ti rovina la vita. Ah sì, eccolo qua, output 12 volt. Vabbè, ormai finiamo il test così, ragazzi. È arrivata la notifica dell'allarme temperatura dall'app, quella di quel termometrino che veramente ti consiglio perché costa un cazzo e è praticissimo, no? Poi ti dà anche tutto lo storico, quindi utile anche per vedere i malfunzionamenti dei frighi, eccetera. No, andiamo a vedere invece se il Bluetti è ancora vivo, che è 14:47 e l'abbiamo acceso dalle 10:30 di stamattina. Eccoti qua. Minchia, come mi manca la moto, ragazzi, porca miseria, non siamo ancora neanche a metà. Boia, ho paura che ti duri veramente tutto. Beh, io lo lascio acceso, vaffanculo, voglio vedere quanto dura di ore. 16 in punto. Sento rumori, segno che sta ancora andando. Abbiamo detto sulle 16 in punto, abbiamo più o meno il 40%. Adesso sta consumando 40 watt. Ovviamente il consumo è come si dice, variabile in base a quanto deve pompare, la temperatura che deve raggiungere. Comunque, ragazzi, alle 10 di stamattina ti fa tanta roba, secondo me. Calma, ricordati che di questo test io ho impostato 20 gradi sotto zero e ci siamo quasi, siamo tipo a -18, e il frigo era caldo perché era dentro, era spento, era caldo dentro al mio camper, quindi parliamo anche di un primo avvio, non mantenimento, sono 2 cose completamente diverse. 5 in punto, usciamo veloci prima che mi dimentico. Eccoci qui. Allora, intanto premettiamo che con il termometro, quello che ho messo io Bluetooth, non siamo mai scesi sotto i 17 gradi. Poi non lo so se è sbagliato questo che da -20 o è sbagliato quello che da -17. In ogni caso, vabbè, -17 non è male. Vediamo com'è la condizione dell'acqua, è ghiaccio completo. Ghiaccio, eccola là, la vedi? Ghiacciata. Proviamo, anzi no, vabbè, chiudiamo. Adesso vabbè, ho aperto, quindi riprenderà a funzionare perché è andata giù la temperatura. Vediamo invece
Wow, ho ancora un 40%. Mi piacciono veramente tanto questi test verità, che seppur fatti un po' così alla carlona, sono fatti veramente in tutta sincerità, ossia viene fatto vedere in tempo reale, senza tanti giri di parole, cosa sta succedendo e cosa realmente si sta consumando, ok? Quindi, considerato il prezzo molto basso e la moda del frigo a pozzetto che hanno i camper americani, se ti fai un furgone della Van Life no, Fahrenheit allestito, ti puoi benissimo mettere quello, adesso si deve scaldare, ti puoi benissimo mettere quello come frigo a pozzetto. Beh, calma ragazzo, se uno ha il garage nel camper può tenersi benissimo quel frigo là come congelatore, cioè metti ancora il trivalente nel camper, in piena estate vuoi mettere, non dico che devi berti le birre a meno 20, però hai capito? Ecco sì, questa come soluzione non l'avevo mai considerata, perché effettivamente le davo sempre la colpa agli ingombri, però cioè, effettivamente se uno ha il garage, cazzo gliene frega. Versione censurata, se uno ha il garage cosa gliene importa? Intanto finisco di curare le mie piante, aveva fatto queste foglioline in più. Vabbè, e ora cosa vuol dire che è finta? Hai problemi? Urco can ragazzi, sono le 8 passate, le 20 passate di sera, poi ero lì con lo zio che abbiamo fatto varie modifiche al pulmino, che poi te le racconterò. Andiamo subito a vedere se è ancora acceso il frigo e il Bluetti. Ovviamente con la torcia, perché ho da pagare tutti chi schei all'Enel. Io 7 anni fa ho chiuso tutto a casa. Wow, è in riserva ma non è spento, ok, sì no, adesso è spento, ok. È durato, vediamo, no ma è ancora acceso, non è finito ragazzi, se no sarebbe spento. Dalle 10:30 di stamattina alle 20 e quasi 20:30, cioè va ore, porca miseria. Però ragazzi, a meno 20 gradi su tutti e due i frighi, tanta roba. Chiudiamo così la giornata CP, digli sì chiudiamo, però CP... E tu da st'altra parte qua, ero curioso di sapere cosa che aveva fatto con zio. Fa morire qua. Che tipa. Allora ragazzo, sostanzialmente vabbè, è stato tolto, lo sapevi già, l'hub, quello a 12 volt, ok? Sì, era 12 volt, non era 5. No, prevengo perché giustamente, solitamente gli hub sono da 5 volt. Quello era appositamente a 12 volt proprio perché era un hub da auto e c'era scritto 12 volt sia in ingresso dell'attacco che nell'ingresso proprio dell'hub, 12 volt. Vabbè, ne è stato ripreso un altro con la presa accendisigari. Li abbiamo collegato la presa accendisigari, la quale aveva anche due possibilità di attaccare due cavi USB, uno esce lì, un cavo iPhone, e uno esce lì, un cavo USB-C, nella speranza che i gentili signori che mi hanno dato quel bellissimo navigatore che si è fulminato me ne mandino un altro. Ok, e è stato messo un pulsantino, quindi adesso tramite pulsante si accende il tutto, cosa bella. Con Mirko Mirko ha tirato un cavo che va direttamente dalle batterie al litio a quell'hub lì, quindi qualsiasi cosa che io gli attacco, la telecamera di sicurezza interna piuttosto che 50.000 altre cose a caricare, l'energia viene presa dalla batteria a litio anziché la batteria motore, il tutto senza sprechi, in quanto c'è appunto il pulsantino per accendere e spegnere, il che è anche comodo. Metti, non so, ci riattacchi quel monitorino, ad esempio, lo puoi accendere e spegnere dal pulsantino anziché andare lì dietro, hai capito? È tutta un'altra roba. Adesso sollecito perché qui era ora di fare il video e mi ha mandato 200.000 email. Adesso che gli ho detto che non parte più, tu presenti i film del Far West con giriacche specie de bae, adesso non mi ricordo il nome della pianta, c'era quelle specie di rami secchi che facevano la palla e che giravano mentre Ennio Morricone sotto suonava col flauto, i violini eccetera, una roba del genere.